con Riccardo Gnata al termine della partita del Paladante. Innanzitutto complimenti a tutti voi, avete conquistato una vittoria di cuore, di grinta, di determinazione, di spirito di sacrificio, c'è stato un po' di tutto stasera. Sì, quando una squadra come la nostra insomma, vince a casa della capolista deve succedere un po' di tutto. Stasera è successo, sono contento perché è tutto l'anno che cerchiamo punti dove non li dobbiamo fare. Abbiamo fatto qualche strafalcione, questa sera siamo riusciti a fare 3 punti importantissimi per il nostro proseguo di stagione. In che cosa secondo te stasera siete stati bravi? In che cosa veramente avete fatto la differenza? Ma è una partita di episodi sicuramente questa. Trissino ci ha concesso anche nel primo tempo, anche se eravamo 0-0, siamo arrivati abbastanza in porta. Questo ci ha permesso comunque di capire che potevamo giocarcela, siamo riusciti ad arrivare, andare in vantaggio, siamo stati bravi a non perdere la testa quando ci hanno rimontato e siamo stati bravi alla fine nel chiuderci, perché comunque una squadra come la nostra deve pensare a difendere a un certo punto e a portarla fino in fondo, un 2-1, insomma un risultato quasi calcistico per l'hockey, bene per noi. A livello di telecronaca abbiamo finito lo spazio per segnare le tue parate stasera, insomma ti è arrivato un po' di tutto, hai parato di tutto, grandi complimenti per te e per la tua squadra. No, grazie, capitano qualche palo, non li ho contati ma ne avete presi tanti. Come dici te, quando una partita così deve succedere un po' di tutto. Sono contento della prestazione ma sono molto contento dei 3 punti. Ultima cosa, tu sei rimasto a Forte dei Marmi in un anno di rivoluzione, di ripartenza da tanti giovani veramente interessanti. Ti chiedo cosa ti senti in questo momento e dove può arrivare questo Forte quest'anno, ma anche poi un po' più avanti. Ma non ti dico che mi sembra di aver vinto qualcosa, ma è un bel traguardo. C'è anche un po' di commozione perché lavoriamo tanto e fare 3 punti qui stasera per noi è stato importante. E niente, è l'energia per andare avanti questo proseguo di stagione. Noi ringraziamo la Ricchi Gnata e facciamo un grosso in bocca al lupo al Forte dei Marmi.